Quinta corsa, premio trasporto urbano, è una corsa per cavalli anziani di categoria G, sono in 8 dopo il ritiro del numero 6. Questo è lo schieramento: 1 Tunecede, Luca Farolfi, 2 Ursus TFT, Roberto Andreghetti, 3 Truxelli, Sandro Miraglia, 4 Simon Barboi, Alessandro Gocciadoro, 5 Ulisse Trebì, Antonio Greppi. In seconda fila 7 Vastom dei Mag, Nicola Bortolotti, 8 Ulisse LL, Marco Stefani, 9 Sergiti, François Conigliaro. Abbiamo tutti a rete i primi 5. Buono lo schieramento. Stacco della macchina, veloce Simon Barboi. Poi anche Ursus TFT, che però è rientrato all'interno da Tunecede, poi vediamo vicino anche Ulisse Trebì. Fase un po' delicata della prima curva, con comunque Simon Barboi che ha preso nettamente il comando, alla fine Tunecede che riesce a rimanere seconda. Numero 7 Vaston dei Mag squalificato. Poi Ulisse Trebì filtra terza alla corda, intanto 14 mezzi per i primi 200 metri, avanza al largo il Sauro Ulisse Trebì, anzi Ulisse LL terzo alla corda, 2 Ulisse in questa corsa. Arriviamo ai 400 metri in 29,8 con in vantaggio Simon Barboi su Tunecede, Ulisse LL. Di fuori scoperto Ulisse Trebì che avanza al largo, pedinato da Ursus TFT, poi al largo anche vediamo Sergiti con François Conigliaro. Tanto 45,6 primi 600 metri, siamo al passaggio davanti alle tribune. Sempre in vantaggio il Naglò di Nicolò Venturi, Simon Barboi, Tunecede seconda alla corda affiancata da Ulisse Trebì, altra pariglia formata da Ulisse LL, Ursus TFT, poi la terza con Truxelli affiancato da Sergiti. 15,1 ancora davanti alle tribune, mantiene il ritmo sollecito Alessandro Gocciadoro, 1 minuto e 7 decimi il primo giro, posizioni ormai assestate con in vantaggio Simon Barboi che arriva al chilometro in 1,16,4, retta di là. Ancora tonico all'esterno Ulisse Trebì, poi lungo la corda sempre Tunecede a precedere Ulisse LL, prova a spostare Ursus TFT che sospinge in avanti Ulisse Trebì che affianca il battistrada, retta di là 15,4, soluzione ancora tutta ancora aperta perché ci sono 4 cavalli a ventaglio, anche Sergiti prova addirittura in quarta ruota ma sembra ancora in controllo Simon Barboi, stenta un po' a tenere la sua schiena Tunecede, Simon Barboi prende tutti d'infilata con uno scatto secco, 15,2 l'ultima curva e se ne va per numero vincere 9, nettamente. Sergiti, Simon Barboi viene a vincere con Alessandro Gocciadoro, mentre per il secondo è Ursus TFT che precede Tunecede che si è ripresa e le insidia anche per il secondo posto, quarto Ulisse LL. Quindi vittoria, il doppio in giornata di Alessandro Gocciadoro, stavolta in versione catch per Nicolò Venturi e Emanuele Ossani, con il figlio di Naglò che vince in un comodo percorso di testa. Ha raggruppato tutti sull'ultima curva, poi è fuggito in grande stile e ha vinto decisamente, declassato in questa categoria. Rivediamo la lotta per il secondo perché Tunecede ha insidiato all'interno Ursus TFT. Vediamo com'è andata. Probabilmente Ursus TFT ha tenuto ancora qualcosa, ma i due sono vicinissimi, quindi aspettiamo il giudizio del giudice d'arrivo.